È stata una regata storica anche dal punto di vista sportivo, con la vittoria nei gondolini di Andrea Bertoldini e Mattia Colombi, che hanno messo fine ad un albo d'oro nel quale dal 1992 non vinceva qualcuno di diverso da Giampaolo Deste o dai cugini Vignotto. Risultato inedito anche tra le donne, con la prima vittoria di Elisa ed Elena Costantini. Una regata in cui forse c'è stata la svolta dei giovani, sia sulle donne che sui gondolini. Abbiamo equipaggi nuovi all'orizzonte, quindi forse una regata di svolta. E poi tutta la magia della sfilata storica in una giornata che ha visto il passaggio di molte imbarcazioni listate a lutto con un drappo nero per denunciare il moto ondoso che affligge Venezia. Una città unica che si conferma comunque ancora una volta teatro suggestivo di manifestazioni dal forte richiamo internazionale. Venezia in questi giorni sta vivendo un periodo magico, un periodo bello, un periodo che attira l'attenzione ovviamente di tutto il mondo. Si riconferma capitale della cultura, delle tradizioni e è una vetrina internazionale, è la città del mondo e merita di essere valorizzata, rispettata e amata. Come in altre occasioni, quali il Redentore o il Carnevale, l'affluenza di visitatori è stata massiccia e occasione di testare quel governo dei flussi che a Venezia è diventata una priorità. Io credo che non ci siano stati particolari problemi. Io poi ieri sera sono stata anche al Lido, anche lì stracolmo di bella gente, devo dire. Credo che questa edizione della mostra abbia portato nuovamente in gran forza il glamour al Lido, quindi diciamo che questo settembre veneziano è cominciato sotto i più buoni auspici.